Siamo ad Ilbono, in Ogliastra, per assistere al Carnevale Ilbonese. In particolare, nel presente video, vedremo uno stralcio al processo a Sumaimone, interpretato dal gruppo Isa Maimonaus di Ilbono. Durante la manifestazione, assistiamo all'esibizione del gruppo Maschere, di Seui, di Terpenia, e di Gairo. Buona visione. Silenzio! C'è sono un'aula tribunali. A Ciniole de giocare da Saforasa. Adesso mi va a inquietare, Prego. Non podia bifiri de furbuci, non gli ha da gattau sfessoso. E no ha di olio mandari guardoso. Po vari galoppais in kercioso. Sempre nel macarrone dei spoveroso vattu là inciadi su ginisu. Ma a cini semina da spinasa e sta si ponere bottino urbonoso da visu. Su pericolo prurmanno este che sa pesta, sa guerra e sa carestia andanta sempre in compagnia. E spiedau posto uno sasi a fare scontoso con sa nostra dimoria. Quando Margiani predica, tocca da non si castia spuddasa, che sa povera gente ingannata non dà sarbau proprio nuda. A passo l'estru, gustando di vusti sa vittoria, dell'aumento del suo stipendio fu frutto de vanagloria, e riendo di se scretio astuto, e ogni odio e di grazia arbettau che si sone a lutto. Noi sceo spruso commenta ad andai sa sorte, che sa columba accappiata a dati con catena sfortese. Traitore, abbandonau nos has fatto il valore nobilis des antichitadi, po nos si fai conoscere ingiustizias e avversidadisi. E in su globo intero e tundu i sordaus in guerra mandando ses a fundu, prantando ses obillusu con barbaridadi, po firmai sa libertadi con infamia e malignidadi. Commente das pensata che ici das fatta, dormor nostra zagarcando d'incisese corrotto e ingratto, indegno, con prepotenzia s'acciotta ogni cristiano, e s'azienda correndo sfortuna e fallimento antitoccau con mano. Buffoni de cortese imparauno olianta sciacquare irmanus, ma s'inferro profondo preparando vusti pois cristianus. Abbandonau sa gente a si assozio contento de quattro soddoso, in poveresa, fendo deddoso rinunciai ai raicinisi de futura firmeza. A Cine non vuole da ascoltare il suo processo che si innannidi. Il moso a porroscio. E poi al guardiano su de questo elemento. Nella mia te porta in mano scuso di grazia. Controllate oggi, che sapendo cosa andare noi che noi presi non mio. Già dopo con noi una tornaia, che gusto mi ha da cucinare. Vagandi questa mano da tutta Santa Elena, che sta ribando di uno sciaffo a manurena. Sauca marigosa vomese su gigarru, oliase sfotomiesa su olifans, ma barrasa con un bramenasu. Vabbè, visto che Nemo a difendere questa tentazione mala, ho deciso di te condannare a soffoco, in modo che non abbarri manco prigionia e che torre tutto saida in tranquillità e in pace e in salute a portare le andette a bruciare detto. La sentenza è scusa.
Certegno. Allora, l'associazione Sumaimone Usingescu, grazie all'iniziativa e all'impegno dei membri dell'associazione e all'investimento degli anziani, tutti ritrovati completamente nello studio della procologia, della detto appunto Giovi all'Ardaiolo, giorno in cui tutte le famiglie benestanti preparavano fave e lardo che poi venivano offerte ai compaesani. Durante tale giorno un corteo animava la giornata e partecipavano sia uomini che donne travestiti.
Tra i travestimenti caratteristici vi erano diverse figure, tra cui il pastore e le figure degli animali, su Maimoni e su Margiano, su Ursu, Sangrastula, Samartinita e Isingestus. Tutte queste figure partecipavano alle sfilate nelle vie del paese. La sfilata iniziava con l'uscita del pastore, a seguire le figure degli animali e Sursu, figura del cinghiale. A seguire il carro trainato dai buoi con all'interno sul Maimone, che era appunto un pupazzo fatto con all'interno surdi, un'otre di vitello, ed era ricoperto in faccia con una pelle di gatto selvatico e con una coda tirata all'indietro. Chiudeva il corteo la figura dei Singestus. Il padre dell'archeologia sarda, Giovanni Lilliu, descrive su Maimoni come un essere demoniaco, tenuto in catene da degli spiriti benigni che invece la proteggono. Irma e Mulus la percuotono cercando di farla avanzare ad un ritmo regolare, quello dato dai campanacci che portano più dosso. Con pioggia e sole in momenti propizi. Da questo arriva l'urlo Ursu dalla Beni. Viene ucciso. È la simbologia della fine dell'inverno. Alla morte del Surzu la comunità festeggia e Subodinaio augura a tutti abbondanza lanciando frusta. Proprio al culmine dei festeggiamenti però Surzu
si rialza improvvisamente e riprende ad aggredire tutti e la rappresentazione ricomincia. Del Sur si serve a ricordare a tutti la temporaneità della vittoria sulla natura, il ciclo delle stagioni e l'inverno è finito, ma l'anno prossimo tornerà.